Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Questa sera portiamo la buona tavola nel nostro salotto. Parleremo di alimentazione sana e poi ci concederemo un piccolo sfizio e andremo a scuola di torte. Ma iniziamo subito parlando di un mangiare consapevole, iniziamo a parlare di alimenti che sono molto importanti ma che vanno veramente conosciuti. Parliamo di semi, di cereali, insieme a Rossella De Focatis, ideatrice della manifestazione Sapere il sapere del sapore. Buonasera e benvenuta Rossella, e buonasera anche al dottor Luca Speciani, medico chirurgo, agronomo e alimentarista, presidente dell'ANPAS. Buonasera. E allora portiamo la buona tavola qui nel nostro salotto, perché tra pochissimi giorni sarà anche nel cuore di Milano, è in arrivo la Milano Food Week. Che cos'è? Allora, è una manifestazione alla quale abbiamo già partecipato per 3 edizioni e tutta la città è accesa perché si parlerà di cibo, ci saranno locali dove ci sarà l'attenzione proprio al cibo, pasticcerie, gastronomie, e non solo questo, ci saranno anche degli eventi culturali o musicali. Certo. Allora, comunque sul sito di Milano Food Week c'è tutto. Questa settimana sarà dal 19 al 27 maggio. La cosa molto particolare è che accanto alle ottime degustazioni ci sarà anche la possibilità di parlare con degli specialisti della nostra salute che ci potranno guidare verso un'alimentazione corretta. E allora questa sera uno dei nostri specialisti è proprio qui e cerchiamo di capire con lei le basi della buona alimentazione. Partiamo da quello che si sente sempre nominare, allora la piramide alimentare. Io ho un'immagine da far vedere a casa, ci può spiegare che cos'è, così poi gli alimenti che andremo a raccontare cercheremo di situarli esattamente nella nostra piramide. Sì, ecco, sulle piramidi c'è stata sempre tanta discussione negli anni e sono state costruite delle piramidi che talvolta non stavano in piedi, sì, no? Perché avevano la base un po' troppo stretta, un po' troppo larga. Tendenzialmente la piramide classica è quella che aveva i cereali alla base di questa piramide. È una piramide che non ci trova assolutamente d'accordo, perché la presenza dei cereali noi dovremmo inserirla in un contesto di tipo evolutivo, cioè quando il cereale è diventato un alimento base della nostra alimentazione. È diventato un alimento base nel momento in cui si è sviluppata l'agricoltura, e noi stiamo parlando di 8-10 mila anni fa, tra l'altro in alcune zone del mondo, e poi via via si è diffusa ed è diventata la via vincente perché dava una certa conservabilità delle derrate, quindi la possibilità di suddividersi in caste, eccetera. Prima di quello c'erano bande nomadi di cacciatori e raccoglitori, quindi un qualche cosa di molto meno organizzato e che alla fine è stato sconfitto dalla logica della conquista dei territori, eccetera. Però la nostra genetica purtroppo o per fortuna è fatta come quella di quei nomadi cacciatori e raccoglitori, quindi la presenza di cereali all'interno della nostra alimentazione è e deve restare una specie di contorno, non può essere la base della nostra alimentazione. Se noi ci ingolfiamo di piatti di pasta, di piatti di riso, di piatti, ecco, questo non è sicuramente una buona alimentazione, perché ci dà un eccesso di carboidrati rispetto a quello che servirebbe a noi. Se in più pensiamo che la maggior parte, ma parliamo del 90-95% dei cereali forniti nelle nostre tavole, ristoranti, eccetera, è tutta fatta da cereali raffinati, quindi riso bianco, pasta bianca, pane bianco, e nessuno sembra porsi il problema del fatto che il cereale sano è quello che contiene tutto, il germe, la fibra, quindi che ci dà tutti i nutritivi che fanno parte del cereale che noi mangiamo. Questo diventa ancora più grave, perché noi mangiamo in realtà dello zucchero trasformato, del glucosio trasformato, dell'amido, quello delle camicie, ecco. E questo è alla base, a mio giudizio, della epidemia di obesità e di sovrappeso che c'è oggi nel nostro paese, ma un po' in tutto il mondo, perché dove in Cina mangiano soltanto riso, e hanno visto, c'è stato un lavoro scientifico uscito qualche settimana fa che ha documentato proprio diciamo, il danno che fa nei confronti del diabete è l'utilizzo del riso raffinato, ma non è il riso a essere colpevole, sono in generale qualunque cereale raffinato che noi utilizziamo. Se uno chiede in un ristorante il cereale integrale viene guardato strano, oh cielo, cosa sta chiedendo, cosa starà dicendo, no? E invece sarebbe qualcosa di più. È vero, c'è anche da dire che tante volte quando si dice ma io mangio dei cereali integrali, dicono tutti ok, cioè la domanda che si solleva è ma sei a dieta? No, semplicemente ho deciso di mangiare bene, soprattutto
ecco, tra le Sì, signore infatti, questo è diffuso, mangiare no? bene, mangiare cibo vivo, non... Esatto, perché i processi di raffinazione non fanno altro che Sì. impoverire appunto l'alimento, come ci ha spiegato lei, di quelle che sono le sostanze che possono farci bene, ci lasciano solo quelle negative, per cui anche se si sta attenti magari a mangiare i cereali nella dose giusta, poi si cade sulla raffinazione e lì abbiamo sbagliato un'altra volta. Una piramide corretta dovrebbe essere basata su quello che era il nostro cibo per quella che è la nostra genetica, quindi noi dobbiamo pensare che cosa mangiavamo quando eravamo bande di nomadi, cacciatori e raccoglitori. Alla fine mangiavamo carne, pesce, uova come fonti proteiche, ma credo anche una serie di altre proteine meno nobili, non dal punto di vista nutritivo, ma dal punto di vista del nostro gusto di oggi, quindi mangiavamo evidentemente anche lumache, rane, lombrichi, pesciolini, eccetera, e poi tantissima frutta e verdura, quella che avremmo trovato sugli alberi, e qualche cosina poi naturalmente come tuberi, come noci, nocciole, ghiande, tutto quello che cadeva dagli alberi, tutto quello che era disponibile, e anche naturalmente tutti i cereali e i legumi che avessimo trovato sulla nostra strada, che però nella somma, se lei pensa di camminare in una foresta, quanti cereali e quanti legumi trova, insomma, certo, non ogni molti, tanto una spighetta di cereale, ecco, qua e là, invece semi oleosi, non c'è semi problema. oleosi, naturalmente Ecco, ghiande, noci, noci, castagne, tutto ecco, quello allora cerchiamo che... di approfondire quest'altro aspetto. I semi oleosi allora sicuramente sono più reperibili, ma qui bisogna fare veramente attenzione con le dosi, o è sbagliato? Perché c'è anche del grasso lì dentro. Certo, è un grasso buonissimo quello che si trova all'interno dei semi oleosi, sono un grasso buone. naturale, è un grasso non solo buono naturalmente, ma è un grasso naturale, sono grassi spesso polinsaturi. Noi abbiamo un gran bisogno di grassi polinsaturi perché nella alimentazione occidentale noi siamo molto sbilanciati verso i grassi saturi, che sono quelli poi delle carni, dei latticini, dei formaggi, mentre i grassi invece monoinsaturi come quelli dell'olio d'oliva e i grassi polinsaturi che sono poi quelli dell'olio di lino, dell'olio delle noci, quindi noi mangiando questi semi direttamente ci approvvigioniamo di questo, e invece spesso generazioni di nutrizionisti hanno spaventato le persone su questi semi oleosi perché contenevano tante calorie. Sì. Oggi noi abbiamo l'assurdità che magari, non so, in un distributore automatico di merendine, noi abbiamo la merendina fatta tutta di zuccheri e di farina bianca e di fianco lo stesso peso in noci e nocciole, e il nutrizionista, a mio giudizio impreparato, tende a favorire l'una rispetto all'altra perché contiene meno calorie, perché un grammo di grasso contiene 9 calorie, un grammo di zuccheri ne contiene 4, ma la merendina è dirompente per i nostri equilibri ipotalamici e ci fa ingrassare e ci fa generare dei picchi di glicemia che poi portano delle cadute corrispettive, eccetera, e quindi nuova fame, quindi nuovo appetito, fasullo e quindi squilibrio dei nostri elementi di equilibrio dell'appetito, mentre dall'altra parte le noci ci danno semplicemente delle sane calorie che fanno parte del nostro bagaglio alimentare, genetico di cui noi disponiamo, e queste calorie ci fanno bene perché non ne mangiamo delle altre, rimaniamo saziati da questi alimenti che sono in più sani. Volevo aggiungere che ai nostri conveni è stato detto che la proteina apre gli armadietti delle cellule e il carboidrato la chiude, quindi se uno vuole dimagrire, le proteine vanno assolutamente favorite. E abbinarle, come giustamente dice il dottor Speciani, con le carboidrati, però devono esserci le proteine perché così bruciano i carboidrati. Assolutamente, sono poi quelle che vanno dritte ai nostri muscoli, ma quindi è fondamentale un'alimentazione assolutamente mista, sì a un po' tutto ciò che è naturale, giusto? Certo, quello che ancora compare nelle piramidi, nei triangolini in alto dove si vede zuccheri, dolciumi, in realtà noi dobbiamo sapere che non fanno parte della nostra alimentazione. Dopo, se a livello culturale o di piacere noi desideriamo mangiare qualche cosa che contiene del dolce, lo faremo, ma sapendo che stiamo facendo qualche cosa che non fa parte della nostra alimentazione. Invece oggi passa il messaggio sballato che comunque nella piramide ci sia dentro lo zucchero. No, lo zucchero non fa parte della piramide, è un'estrazione che viene fatta da una pianta che è la barbabietola o la canna da zucchero, che se fossero mangiate così come sono non darebbero nessun problema, ma estraendone lo zucchero è come quando estraiamo l'eroina dal papavero, no? Non è più un alimento, diventa una droga, e infatti lo zucchero viene aggiunto da tutti i produttori di alimenti negli alimenti per coprire una scarsità di valore di sapore, gustativo, organolettico dell'alimento attraverso grandi quantità di zucchero, che trova il piacere poi dei palati, spesso dei palati più innocenti che sono quelli dei nostri ragazzi. Tra l'altro appunto le nuove generazioni sono proprio assuefatte dal sapore
eccessivamente dolce, questo va, e poi se va ne vuole sempre di combattuto. più, Sì, oltretutto. non si riesce a smettere Sì, di mangiare perché vuole zuccheri. il corpo, poi vuole ancora più zucchero. Io evito ad esempio di mangiare caramelle o dolcetti dopo mangiato davanti alla televisione. Se ho proprio voglia di zucchero prendo i fichi secchi o i datteri, Sicuramente e meglio sono una eccezionali. scelta naturale. L'ultimo minuto lo dedichiamo ai legumi, perché spesso viene scelto, si sceglie di mangiare il legume piuttosto che la carne o il pesce. Di nuovo torniamo a dire quello che abbiamo detto prima, non è una valida alternativa se fatta sempre. Certo, dunque il legume noi dobbiamo sciogliere subito un dubbio, contiene circa, parliamo di un fagiolo, parliamo di una lenticchia, circa un 20% di proteine vegetali, buone proteine, diciamo che vanno a integrare il nostro apporto proteico giornaliero, e però un 60-65% di carboidrati. Questo significa che stiamo mangiando un alimento ancora a prevalenza di carboidrati, quindi secondo me va sostituito al primo, cioè invece di mangiare la pasta mangiamo per esempio dei fagioli, mangiamo dei piselli, no, però è equivalente a un primo e non a un secondo. Poi nel secondo potremo risparmiare qualche proteina perché ne abbiamo mangiate un po' di più già presenti nei legumi. Volevo dire una cosa, sì, la salute nel piatto a Milano Food Week sarà a Palazzo Giure Consulti. Benissimo, comunque sui siti o di 19 Sapere e 27 Sapore maggio c'è tutto. C'è tutto. Grazie infinite Grazie. a Rossella De Focatis e a Luca Speciani. Adesso un pochino di pubblicità, però restate con noi perché purtroppo, dottore, sgarriamo, andiamo a assaggiare qualche dolce fatto proprio di zucchero, però sono molto belli. Una tantum si può, dai. Una tantum. Tra pochissimo.